Francesca Maccani con Agata del Vento, Eleonora Lombardo con Sea Paradise e Costanza Di Quattro con L'Ira di Dio sono le 3 scrittrici finaliste della 34esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. La scrittura è donna, adesso come non mai in Sicilia, con la presenza e la narrazione di autrici che stanno rivoluzionando schemi, linguaggio e pregiudizi, e non è un caso che le 3 finaliste di questa edizione del premio siano 3 scrittrici di grande impatto. L'occasione per affrontare attraverso i loro libri anche la questione dell'identità, dei generi, delle relazioni, commenta così il presidente del premio Gaetano Savatteri la scelta delle 3 finaliste. Chi sarà la vincitrice di questa edizione lo scopriremo il prossimo 31 agosto nel corso della serata finale in programma in piazza Umberto I alle 20:30 a Grotte, serata che sarà preceduta il 27, 28, 29 agosto dalla presentazione dei libri finalisti in piazza Collura alle 20. Giuseppe Airò presenterà il libro L'Ira di Dio di Costanza Di Quattro, Anna Maria Maglignacci, Agata del Vento di Francesca Maccani, Salvatore Bellavia, Sei Paradise di Eleonora Lombardo. Il premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia è organizzato dal Comune di Grotte. Crediamo molto in questa iniziativa, ha sottolineato il sindaco Alfonso Provvidenza, fondamentale presidio culturale della nostra comunità. Un evento che coinvolge e assurge a crocevia di incontri dalla carta alla vita reale, innescando processi di riattivazione che invogliano ad accogliere criticamente la storia che viene restituita attraverso il racconto. Nella guida del premio Gaetano Savatteri è affiancato da un comitato di presidenza del quale fanno parte la scrittrice Stefania Auci, lo scrittore e giornalista del Corriere della Sera Felice Cavallaro, direttore dell'associazione Strada degli Scrittori, Salvatore Bellavia, presidente tra i fondatori del premio, Accursia Vitello, docente di lettere. Direttore del premio è l'assessore pro tempore alla pubblica istruzione di Grotte, Anna Maria Todaro, segretario responsabile dell'area cultura Guglielmo Di Nicolò.